Ladri ancora in azione, sempre più spregiudicati, hanno colpito per l'ennesima volta incuranti della presenza di persone. Siamo a Marsan di Marostica, dove i malviventi, almeno in 3, si sono introdotti nell'abitazione della famiglia di Roberto Ferraro. Hanno agito mentre in casa c'erano marito, moglie e un figlio che stavano guardando la televisione, ognuno in una stanza diversa. E non a notte fonda, perché non erano neanche le 22:30. E a un certo punto la moglie ha sentito come un piccolo tonfo. No. Ed è partita a visionare, è andata verso le camere a visionare e in quel frangente ha visto tutto sopra in camera, il figlio che stava guardando, aveva anche la finestra aperta e ha guardato all'esterno e ha visto uno uscire, saltare dalla finestra e saltato verso il giardino. Si è deleguato. Secondo Ferraro, i ladri si sono arrampicati e sono entrati dalla finestra di una camera lasciata socchiusa per il caldo. Quanto l'hanno portato via? A me hanno fatto pulizia del portafoglio, mi hanno portato via sui 300-350 euro. L'orologio, quello sì, era un orologio che costoso abbastanza. Fa male, dà fastidio e fa rabbia vedere una cosa del genere, soprattutto pensare che potevate davvero entrare in casa e capire che questi qua molto probabilmente, come si sente sempre dire, cioè sanno che non pagano niente e quindi sono sfacciati, se ne fregano altamente. Roberto Ferraro ha denunciato il furto ai carabinieri e forse sono gli stessi ladri che di lì a qualche ora hanno colpito in almeno altre 2 case a pochissima distanza a Marchesane e gli stessi che stanno seminando il panico un po' in tutto il comprensorio. Anche a Marchesani i proprietari erano in casa, che dormivano. Una situazione che sta diventando davvero ingestibile, intollerabile. La gente è spaventata, arrabbiata e stanca. Tu non puoi mettergli le mani addosso, no. Dire la verità, io se me li trovo di fronte un certo peso ce l'ho e qualcosa li faccio. Questo è poco ma sicuro. Per fortuna però non vi siete incrociati. No.